Amici sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La puntata, ancora una volta, come del resto tutta la trasmissione da sempre, si dedica interamente al calcio dilettantistico, dalla Serie D sino alla seconda categoria. L'appuntamento che si rinnova ogni domenica in diretta su Sesta Rete a partire dalle ore 19, siamo in replica anche nella tarda serata, in replica il lunedì mattina, nonché anche in onda nella giornata del lunedì nelle tantissime televisioni sparse su tutto il territorio siciliano. Un saluto alla nostra prima penaltina, reduce dal carnevale, tra l'altro di Aceriale, la nostra Lorena Finocchiaro. Ciao Lorena. Buonasera a tutti, sono felice di essere tornata. E abbiamo sentito la tua mancanza la settimana scorsa. Sono sicura. Benissimo. Allora, impostazione internet che insomma puntuale arriva anche questa settimana, abbiamo Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ricordiamo i riferimenti per mettersi in contatto con noi, la nostra pagina Facebook che è Programma Penalty, il nostro sito internet con relativo muro www.programmapenalty.it e poi c'è il nostro indirizzo di posta elettronica info@programmapenalty.it. Perfetto, allora sottolineiamo una cosa importante, che oggi ci è venuto a trovare un allenatore che in questo momento è abbastanza vincente in una zona importante della classifica. Parliamo di Antonio Costa, allenatore della Massiminiana. Ciao Antonio, grazie per aver accettato il nostro invito. Oggi ti voglio coinvolgere a parlare anche di eccellenza e di promozione. D'altra parte tu sei un allenatore abbastanza quotato, stai guidando alla grande questa Massiminiana che all'inizio era partita un po' in sordina, però poi pian pianino vedo che ha acquistato un equilibrio sia tattico che tecnico. Beh sì, i ragazzi hanno diciamo accettato comunque quello che erano le direttive che all'inizio magari è una squadra che si è formata strada facendo e quindi diciamo, hanno ben risposto a quelle che sono... Bene. Chiaramente ancora il discorso è apertissimo, no? Ancora è molto per cui lungo, insomma ancora ci sono parecchie giornate prima di conoscere le squadre che chiaramente faranno i playoff, ma soprattutto chi vincerà questo girone che è abbastanza ingarbugliato. Ancora incerti. Allora, oggi non ha giocato l'interregionale, ti vedo felice e contento, rilassato, caro Carmelo. Sì, tutto sommato sì, anche se è stato un turno di riposo, ma in realtà in questa settimana tutte le squadre di Serie D hanno lavorato perché il prossimo turno sarà delicato sia nella parte alta della classifica ma soprattutto nella parte bassa, con questo derby di Sicilia che seguiamo attentamente, quello che vedrà di fronte al Tupparello di Acireale, il Granata di Sassamarra e il Noto di Giancarlo Betta. Sarà una partita praticamente da ultima spiaggia in un certo senso per entrambe le squadre, no? Soprattutto per la squadra acese, la Ciriale, che vincendo addirittura supererebbe il Noto e momentaneamente si tira un po' fuori dalla retrocessione diretta in eccellenza. Dopo il turno di domenica prossima mancheranno 8 partite alla fine, ancora tante, però è anche vero che chi perde domenica al Tupparello ha un piede e mezzo in eccellenza. E quindi sarà molto atteso sia dai tifosi del Noto ma anche dai tifosi acesi. Mentre per la zona alta della classifica? Per la zona alta della classifica è un turno importante sia nella lotta per il primo posto ma soprattutto per i playoff, perché il Messina riceverà al San Filippo il comprensorio Montalto. Tra l'altro c'è questo incrocio tra Cosenza e Messina, perché il Messina, come detto, riceve il Montalto, squadra silana della provincia di Cosenza, e a sua volta il Città di Messina di Pasquale Rando va al San Vito per affrontare la formazione rossoblù di Gagliardi, in chiave playoff molto importante da seguire, anche se non riguarda direttamente le siciliane, la sfida del Giro di Torre Annunziata tra Savoia e Gelbison Cilento. Sarà un turno molto interessante. C'è anche il Paternò che va a giocare a Licata, quindi insomma anche in quel caso sarà un incontro importante. È una sfida delicata a mio avviso per entrambe le squadre, perché chi perde rischia di essere coinvolto seriamente nella zona play-out. È la classica gara in cui un pareggio potrebbe stare bene ad entrambe. Potrebbe bastarci. Con il nostro ospite Antonio Costa volevo un po' affrontare anche il discorso riguardante l'interregionale, dove abbiamo visto che il Messina, super attrezzato, probabilmente ha già un piede in C2, tra l'altro si dice da più parti che il ritorno a tempo pieno del
presidente Lo Monaco, insomma potrebbe un po' agevolare questo ritorno prima possibile anche dal punto di vista organizzativo del Messina tra i professionisti. Squadra ben attrezzata e quindi non solo quest'anno, ma credo che si sia anche un progetto per il futuro. Quindi Infatti. già la presenza del direttore comunque a partire da quest'anno la dice tutta, quindi credo che poi farà bella figura anche l'anno prossimo. Sono anch'io di questa idea. Lo Monaco non conosceva una stagione negativa come questa da tantissimi anni, vero, è stata quindi una avrà una stagione voglia di rivincita, per chi lo ingarbugliata. conosce avrà una voglia di rivincita talmente alta che io credo Io che di un Messina ambizioso secondo me da subito. Noi non parliamo di calcio professionistico, però mi viene un po' spontaneo pensare come mai Lo Monaco ha mollato a Palermo. Cioè, è una domanda che io stesso cerco di darmi una risposta ma non ci riesco. O un'altra ennesima lite con Zamparini, oppure che cosa? Progetti che forse non sono andati come lui voleva? Probabilmente sì, io credo comunque che lui abbia un progetto proprio a Messina. Anch'io sono di questa idea, quindi a pianto con un occhio, come si vuol dire. Infatti. Bene, l'ultima domanda e poi passiamo subito al campionato di eccellenza. La zona bassa però, vedo che ci sono troppe squadre siciliane, ancora una volta è la conferma che se non c'è programmazione, se non ci sono gli sponsor, se non ci sono presidenti che insomma tirano fuori anche un po' di soldini, probabilmente le squadre siciliane sono condannate ancora una volta a soffrire. Ma io mi auguro di no, chiaramente il campionato di Serie D è difficilissimo, quindi dispiace per la Cireale che comunque insomma, Però è il sicuramente... presidente nuovo, Palermo, Sì, ha tanta voglia, io è molto sento che determinato. ha tanta voglia, spero comunque in un recupero di questa squadra perché comunque fa bene. Beh, certo. Tra l'altro Ettore, per completare il punto sulla Serie D, un altro derby interessante sarà quello dell'Aldo Campo di Ragusa. Gli azzurri di Anastasi ricevono il Ribera di Bruncoleri, Ribera rivelazione, direi, che è secondo me la vera rivelazione di questo torneo. Un'altra gara dove un punto potrebbe stare bene a entrambe, ma è un derby ed è una gara estremamente interessante tra due squadre che giocano anche bene, ed è da sottolineare anche l'importanza della partita che il Palazzolo di Orazio Piratella andrà a affrontare a Cava dei Tirreni, una vera e propria sfida salvezza. Chi vince avrà maggiori chance di evitare i play-out, ma comunque 3 punti saranno importanti soprattutto nell'ottica nel collocarsi bene, soprattutto in previsione, anche perché come detto mancano 8 partite, non sono poche ma non sono neanche tantissime. Non sono neanche tante. Quindi certo. bisogna iniziare anche a pensare che qualora si facessero i play-off, meglio farli con una collocazione giusta. Chiaro, è logico. Bene, come avete potuto ben vedere, insomma, la parentesi dedicata al calcio di Serie D è stata decisamente breve. Oggi non si è giocato appunto questo campionato, ritornerà la settimana prossima e abbiamo visto già che le partite che ci aspettano sono molto interessanti e su tutti indubbiamente questo acidiale noto al Tupparello. Dico bene? Perfetto. Che dobbiamo fare adesso? Adesso andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo col campionato di eccellenza, tra poco. L'appuntamento con il calcio dilettantistico siciliano si chiama Penalty, con voi ogni domenica a partire dalle ore 19. Abbiamo già messo da parte il campionato di interregionale che, come abbiamo detto prima della pausa pubblicitaria, questa settimana ha riposato, mentre invece continua ancora il campionato di eccellenza che comunque avrà anche una sua pausa tra qualche settimana. Iniziamo subito con i risultati del girone A, giunto oggi alla sua 22esima giornata. A Monreale Atletico Campofranco 0-2. A Custonaci Riviera Marmi Bagheria 3-1. Ad Agrigento Acragas Camarat 0-0. A San Giovanni Gemini Mazzara 0-0. A Custonaci Valderice Parmonval 1-0. A Leonfortese batte Raffadali 2-1. Ad Alcamo San Cataldese 2-0 e a Castelvetrano Folgore Selinunte Marsala 1-0. Vince soltanto l'Atletico Campofranco nella zona alta della classifica, sia l'Acragas che il San Giovanni Gemini invece pareggiano. Guardiamo la classifica al completo però. Prima in classifica troviamo sempre Acragas con 53 punti, seguono San Giovanni Gemini e Atletico Campofranco 45. Alcamo 41, Riviera Marmi 40, Raffadali 34 punti,
Leonfortese 31, Camarat 30, Folgore e Selinunte 25, Parmoval e Valderice 22 punti, San Cataldese 21, Monreale e Mazzara 20, Marsala 19 punti, ultima in classifica troviamo Bagheria con 18 punti. Ricordiamo Marsala e Mazzara un punto di penalizzazione. La prossima settimana sarà il turno numero 23 di questo girone A del campionato di eccellenza. Domenica prossima sarà il 17 di febbraio del 2013. Si giocheranno le seguenti partite: Atletico Campofranco Acragas, Marsala Alcamo, Bagheria Folgore Selinunte, Mazzara Leonfortese, San Cataldese Monreale, Parmonval Riviera Marmi, Camarat San Giovanni Gemini e si concluderà con Raffadali Valderice. Un girone A abbastanza particolare perché l'Acragas continua ad essere sempre un po' in difficoltà, perché da qualche settimana a questa parte non è più il rullo compressore dell'inizio di stagione. Tra l'altro tra non molto ci collegheremo anche con l'allenatore del Riviera Marmi, che io ritengo una delle squadre più interessanti di questo girone A del campionato di eccellenza. Carmelo. Devo fare una parziale rettifica su quello che ho detto prima per la Serie D. Mancheranno dopo domenica 12 partite e non 8 al termine del campionato. È giusta questa puntualizzazione. Parziale rettifica. Poi per quanto concerne il girone A di eccellenza, adesso possiamo iniziare a parlare di mini crisi per l'Acregas. Tre turni crisi senza vittoria. Però sai, quando una corazzata del genere si abitua a un filotto di vittorie e di risultati continui così lungo, sicuramente è un momento su cui Rigoli deve lavorare. Chiaramente il primo posto non è a rischio, però adesso è il momento in cui il campionato va chiuso. Qui mancano veramente 8 partite alla fine del campionato e quindi adesso è il momento in cui l'Acregas deve riprendere a marciare. Come abbiamo detto altre volte, comunque sia, l'Acregas non va benissimo, ma le altre non ne approfittano. È vero, vince solo il Campofranco e vorrei sottolinearti sì, in zona playoff il ritorno di gran carriera della Leonfortese di Gaetano Mirto. In troppi forse l'avevamo data per spacciata, quest'estate veniva data come una delle possibili outsider per le zone alte della classifica, un po' deluso nel girone d'andata. La società ha dato fiducia al tecnico di Randazzo Gaetano Mirto. Mirto ha lavorato come sa fare e fa anche bene e adesso i risultati si stanno cominciando a vedere. Oggi tra l'altro ha rilanciato oggi in questa vittoria su Raffadali la doppietta di Cosimano, che è un bomber di vecchio corso, quindi Leonfortese pienamente in corsa per i playoff. Benissimo, e adesso ci colleghiamo con Giovanni Bonfiglio, che è l'allenatore del Riviera Marmi. Mister, mi sente? Pronto? Pronto mister, mi sente? Sì, la sento un po' lontano, comunque la sento. Grazie, buonasera mister. Allora, ho detto bene, io ho l'impressione che questo Riviera Marmi quest'anno abbia fatto veramente un campionato particolarmente positivo e credo che ancora qualche altra piccola soddisfazione potrà arrivare. Lei è d'accordo? Ma guardi, noi onestamente all'inizio, ai nostri di partenza siamo partiti per farci una salvezza tranquilla, però poi diciamo che la squadra, dopo il cambio perché ho preso la squadra in corsa, perché prima c'era Cavataio e dopo tre giornate c'è stato questo cambio, la squadra diciamo ha risposto in una certa maniera e ha fatto, tranne domenica che abbiamo perso in casa una partita un po' sfortunata, abbiamo fatto 14 risultati utili consecutivi e ci troviamo in una posizione di playoff che sicuramente ormai diciamo ottenuta una salvezza tranquilla, cercheremo di ottenere anche questi playoff. Beh, a questo punto l'appetito vi è mangiando, no mister? Che dice? E a questo punto un pensierino per l'interregionale ci potrebbe anche scappare? Ma guardi, questa mi sembra una meta un po' grande per noi. Però sicuramente bisogna essere pronti per questo tipo di obiettivo e penso che la società per quest'anno non abbia mirato a questo. Giustamente ti trovi lì, te li giochi e poi voglio dire, quello che viene ti prendi. Mister, buonasera. Intanto voi ieri avete battuto l'ultima in classifica, il Bagheria, però è stata una prova molto convincente e tra l'altro nonostante l'assenza di Di Luca in attacco lei registra con piacere il ritorno al gol di Settecase, che per voi è un giocatore fondamentale. Sì, Michele sicuramente è un giocatore in un'altra categoria, è uno che ti fa la differenza.
Però noi siamo una società che lavoriamo molto con i giovani, non so se voi lo sapete, perché abbiamo vinto il titolo regionale 2 anni di seguito, quindi diciamo ci sono dei giovani molto interessanti, e poi De Luca oggi è rientrato, anche se ha fatto 6 minuti ed è andato anche in gol. Comunque voglio dire, stiamo andando bene, cerchiamo di andare di portarci, diciamo, di raggiungere questo obiettivo anche in queste ultime 8 partite, che ovviamente ci sono degli scontri diretti e poi ci sono delle squadre che si devono salvare, perché in questo girone, se voi guardate, diciamo, c'è una grossa bagarre là sotto, quindi ogni partita diventa una battaglia, una guerra contro squadre che si devono sicuramente salvare. Mister, lei giustamente non parla di Serie D, predica prudenza, però è anche vero che per il gioco che lei ha approntato negli ultimi mesi, voi siete una squadra molto compatta che specie ama le ripartenze, una squadra perfetta appunto per le sfide dirette dei playoff. Potreste anche essere una sorpresa degli spareggi promozione, anche perché sotto l'Agregas c'è grandissimo equilibrio, non c'è una seconda squadra che sta spiccando, e teoricamente per il secondo posto questi 5 punti voi potreste anche recuperarli per quello che si è visto nelle ultime settimane. Quello sicuramente sì, però sicuramente la differenza lo faranno gli scontri diretti, perché noi dobbiamo incontrare sia Federico Campofranco che l'Alcamo, una fuori e una dentro. Però voglio dire, alla fine siamo soddisfatti di quello che si sta facendo, penso che questa società agli inizi non era assolutamente tra quelle che doveva sicuramente arrivare in questa griglia di playoff, anche perché ci sono quelle delusioni, sono sicuramente i grossi blasoni, vedi Mazzara, vedi Marsala, di Folgore di Castelvetrano. A proposito, mister, il Marsala di Sandri è già la seconda sconfitta consecutiva. Infatti, Tutti la davano già in rilancio, invece... Esatto, hanno fatto 6 vittorie consecutive e poi si sono trovati ad avere 2 sconfitte consecutive. Voglio dire, questo è un campionato molto difficile, nel senso che è un campionato molto equilibrato, cioè nel senso che non c'è una differenza nettissima tra chi sta proprio in alto e chi è che sta laggiù. Quindi ogni partita è veramente una battaglia, perché ora ovviamente il girone di ritorno inizia con un altro tipo di campionato dove al gioco di squadra è sostituito da quella che può essere la grinta, la cattiveria agonistica e sportiva, e quindi subentrano tutti altri fattori che questo, voglio dire, in questo momento hanno anche il loro peso. Mister, per chiudere, domenica prossima questa trasferta con il Parmonval indubbiamente sarà abbastanza impegnativa, perché lei dice bene, c'è molta bagarre anche per non retrocedere. Credo che comunque la mentalità sarà quella di andare a fare probabilmente risultato, anche se il campo è difficile. Noi abbiamo mai acquisito questo tipo di mentalità, però giustamente andiamo a affrontare una squadra che mi sembra che sia la prima dei play-out. Sì. Giochiamo in un campo che non è... Non è facile. Esatto, siamo in sintetico, giochiamo con la Parmonval, è un campo in terrabattuta, un campo un po' ostico per le nostre caratteristiche, perché noi siamo una squadra tecnica, quindi abituati a giocare in un sintetico. Troveremo qualche difficoltà in questo, soprattutto nell'impostazione delle azioni, però quello, voglio dire, subentra un altro tipo di approccio, che soprattutto che io penso che sia un approccio mentale diverso, perché vai a incontrare una squadra che ha proprio l'acqua alla gola, quindi ha bisogno di punti. Certo, certo. Sicuramente non utilizzare la tecnica, ma subentra ovviamente tutto un altro tipo di gioco, che devi battere colpo su colpo questo tipo di squadre. E probabilmente con la vostra, dicevo, probabilmente con la vostra mentalità sicuramente sarà, speriamo per voi, anche un'altra ennesima settimana positiva. Sì, Noi le auguriamo chiaramente buon lavoro e speriamo magari di averla ospite qui a Penalty. In bocca al lupo per la stagione.
Ok, grazie. Grazie Buonasera. mister. Era dunque mister Giovanni Bonfiglio, allenatore della squadra della Riviera Marmi di Custonaci, che sta, come abbiamo sentito e visto soprattutto in classifica, insomma, disputando un campionato di indubbia qualità. Ci dobbiamo fermare perché poi tra l'altro tra poco parleremo del girone B. Nel girone B Oh, d'eccellenza. bene. Torniamo tra poco. Abbiamo dunque già parlato del girone A del campionato di eccellenza, e la volta adesso dei risultati e della classifica del girone B, sempre del campionato di eccellenza. A te, cara Lorena. A Modica Aci Sant'Antonio 1-0. A Piraino Due Torri batte Atletico Gela 3-0. A San Gregorio di Catania San Gregorio Comiso 1-1. A Brolo Tiger Mister Bianco 3-2. A Vittoria batte Nuova Igea 3-0. A Brolo Mazzarrà Orlandina 0-0. A Villafranca Tirrena Atletico Villafranca Real Avola 0-0 e a Pachino Rosolini Taormina 0-0. In classifica abbiamo l'Orlandina che, seppur pareggiando, rimane in vetta in questo girone B del campionato di eccellenza. Ma guardiamo la classifica. Prima in classifica Orlandina con 44 punti, segue Vittoria 43, Due Torri 40, Modica 37, Nuova Igea 36, Tiger 34 punti, Mazzarrà 32, Aci Sant'Antonio e Real Avola 31, Mister Bianco 29, Taormina 27 punti, San Gregorio 25, Rosolini 17, Comiso 16, Atletico Villafranca 15 punti, ultima in classifica troviamo Atletico Gela con 11 punti, ricordiamo Mister Bianco un punto di penalizzazione, anzi 2. Anzi 2. 2 o 1? 2, infatti. E a questo punto vi do anche lettura del prossimo turno che si svolgerà chiaramente domenica prossima. Si giocherà Taormina Atletico Villafranca, Comiso Rosolini, Mister Bianco Vittoria, Nuova Igea Due Torri, Aci Sant'Antonio Mazzarrà, Atletico Gela Modica, Orlandina San Gregorio ed infine Real Avola Tiger. Carmelo, l'Orlandina oggi ha pareggiato, e meno male, perché se avesse perso, insomma, il Vittoria sarebbe stato ancora una volta subito in testa di nuovo. Oggi è stata una giornata favorevole alle due Ible, perché il Vittoria si porta un solo punto dall'Orlandina avendo travolto in casa 3-0 con la doppietta di Cocimano. L'Igea Virtus vince anche il Modica, che al Caitina ha battuto 1-0 l'Aci Sant'Antonio di Ricca, e così entrambe si rilanciano. Il Vittoria per il primo posto, il Modica invece in chiave playoff. L'unica messinese di alta classifica che vince e il Due Torri che supera con un rotondo 3-0 il fanalino di coda Atletico Gela, che probabilmente a questo punto sembrerebbe la più indiziata sicura per la retrocessione, indubbiamente, no? Perché credo che ormai i punti sono troppi di distacco rispetto ad una potenziale insomma, riuscita di una salvezza insperata. Teoricamente ancora il margine di 5 punti potrebbe essere recuperato, solamente che la formazione gelese non sta facendo risultati e non sta facendo intravedere quelle situazioni che potrebbero lasciare. Tra l'altro mi sorprende, qui voglio coinvolgere anche il mio ospite, perché l'Atletico Gela era partito con un'idea che insomma sarebbe stata la nuova Gela dopo la cancellazione, quella dei professionisti, quindi l'idea era quella effettivamente di rappresentare una importante città. Poi alla fine, come al solito, tra il dire e il fare c'è poi dopo qualcosa che non va. No, è strano perché comunque anche la dirigenza, comunque il presidente avevano investito insomma su questa squadra, quindi mi sembra un po' strano. Spero che, anche se è difficile, insomma, che io credo che a questo punto sono un po' più un po' difficile. È un po' difficile. Lo spero per la città comunque. Però è strana questa cosa, Carmela, tu che che pensi? a parte il Mazzarrà che sta facendo un campionato importante, ma la formazione di Perdicucci aveva già un impianto di squadra estremamente, rispetto all'anno scorso hanno perso solamente Bracciolano, ma è la stessa squadra che ha fatto i playoff l'anno scorso in promozione. Tutte le altre ripescate, lo stesso Atletico Gela, il Rosolini, il Villafranca, stanno soffrendo molto perché non avendo vinto il campionato sul campo, non avendo magari
la stessa struttura adeguata per l'eccellenza, in questo torneo stanno soffrendo molto. In realtà il salto in eccellenza, se non lo programmi per tempo, se non lo pianifichi sotto l'aspetto societario e sotto l'aspetto tattico, poi inevitabilmente lo soffri. L'ultima battuta, e poi dopo voglio chiedere qualcosa sulla Leonfortese perché Antonio me lo chiedeva. L'ultima battuta la voglio fare alla Real Avola, che pian pianino, punto dopo punto, insieme al mister Tosto, è riuscita un po' a tirarsi fuori anche dalle sabbie mobili, perché sembrava quasi ormai spacciato, però poi punto per punto evidentemente sta proprio lavorando bene il mister. La squadra non era, allora bisogna partire da un presupposto, che la squadra non era male, perché quando hai giocatori come Guastella, come Gaudio, comunque sia, l'Avola aveva già di per sé una cifra tecnica buona. L'avvento di Lucio Tosto in panchina è stato un valore aggiunto. Tra l'altro il punto di Villafranca, Ettore mi dai lo spunto, è un punto pesantissimo, perché ha giocato praticamente oggi la formazione aretusea tutto il secondo tempo in 10 uomini, quindi uscire da un campo difficile, certo, come Villafranca oggi è un punto che pesa. Tuttavia la formazione del Real Avola non dovrebbe avere patemi in chiave e salvezza. L'ultima battuta la facciamo sul San Gregorio per quanto riguarda questo girone, e domenica prossima insomma la partita sarà molto difficile, si va a Capodorlando. Oggi secondo me la formazione di Malaguarnera ha sciupato un'occasione, perché oggi con il Comiso in casa c'erano tutte le condizioni per vincere. È vero sì che il Comiso è in ripresa e col mercato di dicembre si è rinforzato, e basta pensare solo all'innesto in attacco del senegalese Kofi, però è anche vero che oggi era uno scontro diretto da vincere. La formazione di Malaguarnera in questa fase sta faticando. Teniamo sempre presente che comunque la formazione giallorossa e tenea è stata costruita per salvarsi anche attraverso i play-out, quindi comunque non si può pretendere la luna. Certo che sia che se oggi avessero vinto Laudani e sarebbe compagni, stata un po' più tranquilla la trasferta di domenica sarebbe prossima. stata più tranquilla, e per questo finale di stagione ci sarebbe stata un'iniezione di fiducia che a mio avviso manca. Certo. Allora Antonio, così intanto per chiudere il girone B, l'Orlandina indubbiamente super attrezzata, campagna acquisti ad inizio stagioni stratosferica, con un gruppo dirigenziale insomma che non sembrava manco di una squadra di eccellenza, però poi alla fine ha incontrato qualche difficoltà di ambientamento in categoria, e questo Vittoria che anche lui pian pianino, mister Campanella, colpisce sempre. No, io sono convinto che poi il Vittoria alla fine la spunta. Ah, addirittura, quindi lo vedi addirittura favorito rispetto all'Orlandina. L'esperienza del mister insomma poi alla fine prevarrà su quelle che sono, non lo voglio chiamare inesperienza, comunque è un'impostazione così societaria di quella che È più pronta per questi Secondo me campionati sì, secondo me il sì. Vittoria. Ragione, perché comunque il Vittoria ha una media anagrafica più bassa, è una Sì, squadra più giovane, molto più giovane, e dal punto di vista atletico secondo me rispetto all'Orlandina ha qualcosa in più, e nelle ultime 5-6 partite in un testa a testa questo potrebbe essere determinante. In più, anche se sotto l'aspetto motivazionale tutto sommato Campanella e Raffaele si equivalgono, però la freschezza atletica del Vittoria di giocatori come D'Acosta, come Crisafulli, come Cocimano secondo me non è la stessa dell'Orlandina, che è un tantino più attempata. Basti pensare a Orioles, a Crinò, a Cracco, c'è una squadra un po' più esperta. È vero, è vero. Mi volevi dare una battuta sulla Leonfortese di Mirto? Sì, secondo me la Leonfortese, sono d'accordo con quello Così per ritornare un attimo al girone A. Sì, alla fine farà i playoff, questo è il mio punto di vista, perché comunque lì c'è un progetto che va avanti da parecchi anni. Lì sì, quindi, che lo sappiamo tutti, che c'è un progetto secondo me- forte e importante. Secondo me andranno avanti. Però persi troppi punti nella parte iniziale del campionato. Il campionato era difficile, loro non l'avevano fatto, quindi secondo me anche qui questione di ambientamento. Hanno pagato lo scotto del Esatto, passaggio di esatto. categoria. Però adesso sembra... Vedo che il mister è molto No, è preparato. preciso. E secondo me mister ha anche influito il fatto che la Leonfortese ha sempre giocato in promozione in gironi orientali. Con il salto di categoria, Sì. andare a confrontarsi con le realtà palermitane, Non avendo questo l'hanno un po' quell'esperienza pagato, giusta, perché insomma, Proprio la questione dell'esperienza. Però il mister dà qualche chance alla Leonfortese, e questa potrebbe essere anche un'altra ennesima novità di fine stagione. Mi piace questa cosa qui. Perfetto, noi abbiamo chiuso anche il campionato di eccellenza, quindi a questo punto ci congediamo da Carmelo. Grazie Carmelo. grazie a te Ettore, buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Grazie Carmelo, e salutiamo anche la nostra Ci penaltina vediamo domenica prossima. Lorena, che adesso volerà ancora verso le serate di carnevale con le sue Village Girl. Buon lavoro, Grazie. ne approfittiamo, e con te chiaramente ci rivedremo la settimana prossima. Ci fermiamo, che cosa c'è adesso? La pubblicità. Perfetto.
Rientrati dopo la pubblicità, sempre con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, e dopo Lorena arriva Giada, l'altra penaltina della nostra trasmissione. Protettore e buona domenica a tutti voi. Benissimo, tu a Carnevale invece sei stata a casa e sarai a casa. Sì, anche perché sono stata poco bene, quindi... Ho capito, vabbè. Ok, in postazione abbiamo il nostro Alessio Di Mauro. Ciao Alessio. Ciao Ettore. Perché adesso buona parliamo domenica. di promozione, giusto? Sì. Parliamo di promozione come al solito con i 4 gironi che andiamo subito a presentare. Parliamo subito del girone A del campionato di promozione, giunto alla sua 22esima giornata, e guardiamo subito i risultati insieme alla nostra Giada. Cianciana Atletico Corleone 0-0. A San Cataldo Canicattì batte Sera di Falco 2-0. Ad Aragona Carini batte Aragona 2-1. Mussomeli Dattilo 0-0. Strasatti Partini Caudace 0-0. A Piana degli Albanesi Profavara batte Scanderberg Piana 3-1. Campobello di Mazzara Salemi 4-1. A Terrasini Sciacca batte Terrasini 4-3. Vince fuori casa la squadra capolista del Favara, vince proprio a Piana degli Albanesi e continua ad essere la squadra leader di questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Profavara in vetta con 55 punti, seguita da Sera di Falco 46, Salemi e Canicattì 37, Cianciana 35, Dattilo, Strasatti e Sciacca 34, Carini 31, Atletico Corleone 28, Mussomeli 27, Aragona 24, Campobello di Mazzara 22, Scanderberg Piana 18, Partini Caudace 16, Terrasini 13. E ricordiamo che il Terrasini e Partini Caudace hanno un punto di penalizzazione. Benissimo, allora Alessio, questo Favara continua a vincere, evidentemente portiamo fortuna, no? Ogni volta che ci mettiamo in contatto con presidenti, allenatori, calciatori, da quel momento in poi cambia, nel senso che diventa positiva la loro stagione. Siamo molto contenti, questo è un buon auspicio anche per mister Costa. Un commento su questo girone A. Allora, il Profavara vince a Piana degli Albanesi contro lo Scanderberg Piana per 3-1 e mette una serie ipoteca sul girone A di promozione. Consolidata la prima posizione a +9 dal Serra di Falco, che perde in casa contro il Canicattì e secondo alcune fonti entra in silenzio stampa. Nel prossimo turno sarà la giornata decisiva per la testa della classifica, in quanto il Profavara ospiterà il Serra di Falco, quindi prima contro seconda in classifica. Chissà se il Profavara possa mettere il punto definitivo su questo girone. Intanto sono 11 punti di distacco, per cui voglio dire... 9 punti. 9 punti, ho sbagliato, sono tanti, 9 punti, Antonio. Sì. 9 punti di distacco dalla seconda sono tantissimi. Si può affrontare il big match con più serenità. Ma anche qui il Profavara è una squadra comunque dove si è investito parecchio, quindi alla fine... Tradizione poi tra Tradizione, l'altro, una squadra che ha Favara fatto questi in tornei, promozione, quindi- eccellenze, interregionale. Quindi non avrà problemi. Infatti sì. credo che anche in questo caso sicuramente sarà una squadra assolutamente già organizzata anche per il campionato Per il campionato successivo. successivo. Tra l'altro vengono Sì. messi a rischio anche i playoff in questo girone, in quanto il Serra di Falco ha già 9 punti di vantaggio sul Salemi, che è terzo in classifica. Quindi ricordiamo la regola per i playoff, che se il distacco tra la seconda e la terza o la seconda e la Certo. quinta è uguale o maggiore di 10 punti, i playoff non si disputano. Certo. Benissimo, allora a questo punto dovrebbe esserci un collegamento, eventualmente, sì, forse probabilmente abbiamo un collegamento con il presidente del Scanderberg Piana, di Piana degli Albanesi, che oggi, guarda caso, appunto ha perso anche in casa Contro la capolista. contro il Profavara, e quindi capiremo se riusciamo a metterci in contatto come è andata questa partita. Io credo che comunque non passava certamente da questa partita la salvezza, salvezza dello no? Scanderberg. Dello Scanderberg, che comunque è
insomma un po' ingarbugliato nella zona bassa. Sì, perché magari a inizio stagione loro avevano obiettivi diversi, magari immaginavano una stagione un po' più tranquilla, navigando nelle zone medio-alte della classifica, poi magari una serie di risultati negativi li ha portati in questa situazione un po' drammatica, direi, perché la terzultima posizione poi non è che sia tanto buona per la squadra di Piana degli Albanesi. Abbiamo il collegamento, guarda, abbiamo subito il collegamento con il presidente della Skanderberg, Leonardo Di Maio. Presidente, mi sente? Sì, buonasera. Buonasera Presidente, parlavamo di questo Pro Favara che è venuto a casa vostra a portarsi via i 3 punti. Credo che comunque non passi da questa partita la vostra salvezza in questa categoria. Non so se è d'accordo, Presidente. Senz'altro, non è che dobbiamo fare i punti col Pro Favara, però noi ci abbiamo tentato e abbiamo onorato la nostra partita con una compagine molto più corazzata di noi, perché Certo. il Pro Favara è una squadra attrezzata per vincere il campionato, noi pensiamo a una salvezza se ci riusciamo. Ma il vostro obiettivo all'inizio stagione era sicuramente quello, giustamente, di portare a casa la categoria, nel senso che rimanere in promozione per un piccolo club come quello vostro diventa fondamentale, no? Lei mi insegna che nel calcio, se non ci sono i soldi non si può fare niente. Ecco, è giusto Presidente, è vero, è vero. Se non ci sono i soldi le difficoltà sono tantissime. Un margine di soldi per poter fare un campionato tranquillo ci dovrebbero pure essere. Io sono rimasto solo e quindi mi sto arrangiando tutte le mie forze per poter ottenere questa benedetta salvezza. Presidente, volevo farle una domanda, più che altro una curiosità, ma il nome Skanderberg Piana da dove nasce? Ha qualche collegamento? Non lo so. È un nome abbastanza analogo in queste categorie. Non ho capito. Dicevo, il nome Skanderberg Piana ha qualche legame in particolare? È un nome straniero, quindi da dove nasce? Nasce da un nome famoso, un patriota che negli anni passati E quindi per onorare appunto questa figura, ho capito. Dicevo, per onorare questa figura avete messo il nome della società in abbiamo messo riferimento. questo nome Skanderberg, perché la nostra era una società a Altofonte, prima si chiamava. Poi, una volta che sono stato cacciato dal campo, perché non mi è andato più il campo ad Altofonte, siamo stati ospiti a Piana e ci hanno dato il campo per onorare il campionato. Ho capito, ho capito. Abbiamo messo questo nome. Senta Presidente, settimana prossima la partita contro lo Sciacca, che a questo punto insomma è una partita difficile per voi, no? Possiamo ripartire da questa partita, di fare risultati. E per quanto riguarda la zona alta, abbiamo detto che il Favara, vincendo oggi con voi, probabilmente ha già più di un piede in eccellenza. Mentre per quanto riguarda la zona playoff, insomma il Serra di Falco indubbiamente ha già grande possibilità. Lo Sciacca stesso potrebbe rientrare secondo lei nella zona playoff? Guardi, io ho visto lo Sciacca, ho visto il Canicattì, ho visto il Pro Favara, ho visto il Serra di Falco. Però la squadra più attrezzata per vincere il campionato, secondo me, è il Pro Favara. Ho capito. Gli altri faranno un buon campionato e ne verranno i playoff. Vabbè, l'importante è non mollare mai, no Presidente? Credo che questo sia un po' il vostro credo. Come non ho capito? Dicevo, l'importante è non mollare mai, no? Questo sarà il vostro credo. Fino alla fine dobbiamo onorare gli impegni presi e il campionato. Benissimo, mi piace quando si parla in questa maniera perché vuol dire che si è sportivi al 100%. I sacrifici poi dopo sicuramente daranno i loro frutti. Presidente, io la ringrazio e Grazie sicuramente la contatterò perché spero di trasmissione. poterla invitare qui nei nostri studi a Catania, va bene? Grazie. Presidente, grazie. Arrivederci. Presidente della Skanderberg, Leonardo Di Maio del Girone A del campionato di promozione. Proseguiamo adesso, è il momento di parlare del Girone B, sempre del campionato di promozione, i risultati e la classifica. Equipe Palermo, Palermo 1-3. Mamertina Ciappazzi è stata rinviata. Sacro Cuore Milazzo Collesano 2-1. Spadaforese Delfini Vergine Maria 1-0.
Cefalù batte Patti 9-2. Rocca di Caprileone Real Calcio 5-1. Igea Virtus Sant'Agata 2-0. Montemaggiore batte Torregrotta 1-0. Il Rocca di Caprileone continua la sua marcia trionfale in questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. E sì, in vetta con ben 53 punti, seguito da Igea Virtus 47, Cefalù 46, Sacro Cuore Milazzo 44, Spadaforese 41, Montemaggiore 35, Mamertina 28, Real Calcio e Ciappazzi 26, Torregrotta e Cus Palermo 25, Delfini Vergine Maria 22, Sant'Agata 21, Collesano 13, Equipe Palermo 18 e Patti 8. Ricordiamo che Ciappazzi e Mamertina hanno una partita in meno. Alessio, a questo punto, insomma, Sì, Rocca di continua. Caprileone ancora una volta conferma di essere assolutamente la squadra più forte di questo girone B. Assolutamente sì, il Rocca di Caprileone continua a vincere 5-1 contro il Real Calcio e mantiene la leadership a +6 dall'Igea Virtus che vince a Sant'Agata, vince in casa contro il Sant'Agata per 2-0. Anche il Cefalù, terzo in classifica, vince con ben 9 reti contro il Patti. Nel prossimo incontro Rocca di Caprileone sarà ospite del Ciappazzi a Terme Vigliatore. Bene, adesso parliamo del girone C, così poi dopo ho modo anche di parlare con Mister Costa, perché è un girone, insomma, che conosce anche troppo bene, direi. Benissimo, girone C, sempre 22esima giornata, questi i risultati e poi leggeremo anche la classifica. Via Grande batte a Giranissoria 4-0. Riviera dello Stretto Belpasso 3-0. Adenna Pistunina batte Enna 3-0 a Tavolino. Troina Randazzo è stata rinviata. Real Belpassese Real Santa Venerina 5-0. Nicosia San Sebastiano 0-2. Real Giarre batte Sport Insieme 3-0. Riposa il Fiume Freddese. Continua insomma, il momento positivo del Giarre, vincendo continua ad essere la squadra leader di questo girone C del campionato di promozione. Real Giarre 43 punti, Via Grande e San Sebastiano 42, Pistunina 40, Real Belpassese 39, Randazzo 38, Belpasso 33, Fiume Freddese 29, Troina e Sport Insieme 24 punti, Riviera dello Stretto 23, Agiranissoria 19, Nicosia 13, Real Santa Venerina 12 ed Enna e Scommettendo escluse dopo ben 4 rinunce. Randazzo e Troina hanno invece una partita in meno. Alessio, Troina ormai abbastanza a salvo, dovrà incontrare anche il Randazzo, è stata l'unica partita che non si è disputata probabilmente per neve, Sì. però insomma... Diciamo che in questo girone l'equilibrio lo fa da padrone. È impressionante, è Sì, impressionante. incredibile veramente, anche perché nel giro di pochi punti navigano ben 5 squadre, tutte in lizza per vincere il torneo. In testa troviamo il Real Giarre che vince contro lo Sport Insieme per 3-0. Seguono Via Grande e San Sebastiano che vincono rispettivamente con la Giranissoria 4-0 il Via Grande, mentre la San Sebastiano vince in trasferta a Nicosia per 2-0. Vittoria a tavolino invece per il Pistunina che vince ad Enna condannandola all'esclusione del campionato. Sì, perché sono state collezionate già le 4 rinunce. Se cortesemente possiamo rimandare un attimo la classifica di questo girone C del campionato di promozione, lo voglio commentare insieme al nostro ospite Antonio Costa, allenatore della Massiminiana. Antonio, il Real Giarre in testa a 43 punti, però come dice ben Alessio, Via Grande, San Sebastiano, Pistunina, Real Belpassese, Randazzo e ci metterei anche un po' il Belpasso, anche se un po' già attardato. Però il Belpasso già è fuori dai è già giochi, troppo sì. attardato effettivamente a 30 anni. Diciamo che fino al Randazzo è veramente un campionato apertissimo. Ma qui c'è un insieme di squadre che partono da situazioni diverse. Real Giarre è una ripescata, per esempio. Sì, no? è una ripescata. E quindi si è trovata in questa situazione, direi che si sta comportando bene. Il Via Grande ci aveva abituati bene già l'anno scorso, Ha perso ha i fatto playoff. un ottimo torneo. Quello che secondo me alla fine la spunterà è il San Sebastiano, perché lì, anche lì c'è un progetto, secondo me ora con questa esclusione dell'Enna
che ha e questo la cosa dell'incredibile. veramente brutta per il calcio, tutto in quella zona. Una città importante Ecco, come San Enna, Sebastiano capoluogo di provincia. potrebbe tornare a essere, insomma, una squadra importante in quella zona, quindi secondo me questo potrebbe dare ancora più adito alla... Quindi tu vedi questa battaglia San Sebastiano Real Real Giarre, Real non Giarre. tanto il Diagrande? No, alla fine saranno queste due squadre. Ho capito, va bene. Ok. No, beh, Ti vedo no. molto determinato, quindi non voglio assolutamente contraddirti. C'è la delusione Belpasso dove si era investito Sì, parecchio inizialmente si era all'inizio. pensato che potesse... Sì, potesse fare di più, però secondo me lì c'è stata una questione proprio tra il settore tecnico e dirigenza che non è andato. Un po' di confusione, Un po' di confusione. Benissimo, chiudiamo a questo punto con il campionato di promozione, lo facciamo dando il quadro completo con risultati e classifica del girone D. Caltagirone Rarinantes 2-1, Real Ragusa Scordia 0-4, Città di Augusta Ellenica 2-2, Aci San Filippo batte Real Niscemi 6-0. A Mascalucia Sant'Angelo Licata batte Mascalucia 4-1. Atletico Catania San Pio X 1-1. Enzo Grasso batte Scicli 1-0. Santa Croce Sporting Battiati è stata rinviata. Scordia in testa con 51 punti, a seguire la San Pio, quindi continua la lotta tra la squadra di Scordia e questa squadra della San Pio, ma guardiamo la classifica al completo. Scordia in vetta con 51 punti, seguita da San Pio X 49, Città di Augusta 44, Enzo Grasso 36, Atletico Catania 34, Scicli 33, Sant'Angelo Licata 31, Real Ragusa e Aci San Filippo 30 punti, Santa Croce 29, Sporting Battiati 28, Ellenica 26, Rarinantes 23, Caltagirone 21, Mascalucia 11, Real Niscemi 3. Ricordiamo che Mascalucia, Real Ragusa, Santa Croce e Sporting Battiati hanno una partita in meno, Atletico Catania un punto di penalizzazione. Possono già partire le immagini dello scontro più importante della giornata tra l'Atletico Catania e la San Pio, finito 1-1, e su queste immagini abbiamo il commento anche di Alessio su questo girone D del campionato di promozione. Sì, oggi l'Atletico Catania ha pareggiato, ha fermato la capolista San Pio X sull'1-1. Un Atletico Catania molto determinato che ha trovato il vantaggio al 36esimo, come vediamo dalle immagini, su un calcio di rigore di Cirino Giuffrida procurato da Scaravilla. Il pareggio 4 minuti più tardi della San Pio ad opera di Garozzo, che approfitta di una corta respinta di Colonna per depositare la palla in rete. Sono stati bravi i ragazzi di Mister Bellia a tamponare il grande peso offensivo della San Pio X, hanno fatto una gara ordinatissima impostata sull'agonismo e sono stati bravi anche a limitare il divario tecnico fra le due formazioni. Ricordiamo che l'Atletico Catania è caratterizzata e formata prevalentemente da ragazzi, da giovani, sì, mentre il tasso tecnico e qualitativo della San Pio X non si può discutere. Non si può discutere il tasso tecnico della San Pio, allora, mister Antonio assolutamente, Costa. si è detto più volte, hanno un parco giocatori importante, poi l'allenatore di tutto rispetto come Carlo Pratania, Sì. però secondo me Natale Serafino alla fine la spunta, perché È una squadra più che si adegua a questa categoria. assolutamente, ripeto, lui è molto determinato, insomma, anche col gruppo, quindi è un allenatore molto bravo, quindi alla fine dal mio punto di vista la spunta. La spunta. Mentre per la zona bassa, e poi chiudiamo, abbiamo il Mascalucia che oggi, perdendo in casa, insomma, ha creato ancora una volta un divario notevole verso la zona salvezza. Anche questa è una ripescata, quindi a differenza del Giarre qui invece non c'è stato quel famoso ambientamento, anche, ripeto, c'erano tutti i presupposti per far bene, solo e dispiace anche, cioè c'è un bel impianto sportivo, Sì, c'è sì, un bel gruppo, quindi spero, insomma, che Speriamo per l'anno bene, prossimo, speriamo sì. bene. Tra l'altro sottolineiamo che il Caltagirone, vincendo oggi uno scontro importante diretto contro la Rarinantes, in un certo senso ha cercato di agganciare la zona play-out in maniera un po' più tranquilla, Sì, perché sennò anche il perché distacco sarebbe stato troppo. il distacco dal Mascalucia è di 10
punti, sì. Quindi diciamo che per il Mascalucia più passano le giornate, meno possibilità Certo, di salvarsi. certo. Quindi già il distacco di 10 punti comincia a farsi molto pesante. Benissimo, perfetto, abbiamo così concluso il quadro completo del campionato di promozione. Tra poco parleremo della prima categoria con Antonio, che oggi insomma è soddisfatto perché è una vittoria quasi tennistica sabato, quindi meglio così, no? Meglio così. Si è più predisposti a parlare sotto questo Assolutamente. punto, anche se ci sono molti che vengono lo stesso anche quando perdono. Sì, E noi quindi- siamo abituati a fare questo. Bene, insomma, mi è la piace, prima- mi piace. La tua filosofia poi io la sposo da parecchio Anche se tempo. la Massimiliano quest'anno non è che abbia perso poi così tante No, partite. infatti ha perso poche partite, però io sono dell'idea, ed è vero, che se lui dovesse perdere una partita e io lo invito in trasmissione, lui viene Assolutamente. È vero. e siamo contenti. Mentre invece con Alessio l'appuntamento è la prossima settimana, si ritornerà a parlare di promozione. A domenica prossima. Perfetto, grazie, grazie. Che E facciamo? adesso dobbiamo andare in pubblicità, Vabbè, non cambiate canale. siamo contenti di andarci, però... A fra poco. Bene. Rientrati in studio dopo la pubblicità per parlare adesso del campionato di prima categoria e poi a seguire anche quello di seconda, perché abbiamo un ospite, è venuto a trovarci l'allenatore del D'Agata, campionato di seconda categoria. Ciao Davide, ben Buonasera, trovato. Ettore. Buonasera. In postazione adesso invece ci ha raggiunto Luca Loisi che insomma ci darà il quadro completo dei gironi di prima categoria. Buonasera a tutti. Chiaramente avremo i 4 gironi che noi riteniamo più importanti, che verranno visualizzati con schermata, mentre gli altri facciamo un quadro un po' più completo, giusto? Sì. Iniziamo con il girone D. Il girone D. Perfetto. Vediamo che in questa settimana è stata un po' spezzettata, infatti a causa dei 2 turni di stop che ci saranno nelle prossime giornate, molte squadre si sono messe d'accordo chiedendo alla Lega il rinvio delle gare. Come vediamo dalla grafica c'è chi giocherà il 17, chi giocherà il 23, chi invece ha giocato oggi. Così nel girone D, tra rinvii d'ufficio e rinvii per impraticabilità di C'è campo, una gran confusione. sono state giocate solo 3 partite. Vince la vice capolista Ghibellina 5-0 contro la Gescal. Pareggio per 2-2 invece tra Messana e Mile nella sfida tra 2 squadre che erano la rivelazione nel girone d'andata, mentre nel girone di ritorno hanno un po' calato il proprio rendimento, conseguendo comunque una salvezza abbastanza sicura. Guardiamo anche la classifica. Sì. C'è anche la schermata della classifica dove appunto La lo Sporting Taormina sì, lo Sporting è sempre in Taormina vetta. sempre in vetta nonostante non abbia giocato. La gara di Furci sarà giocata il 23 febbraio, riduce per il momento a 1 il punto di vantaggio sulla Ghibellina. Vittoria nella terza partita giocata in giornata della Desport Gaggi che si impone per 4-1 sul Messina Sud. Benissimo, adesso il girone è sempre di prima categoria, poi avremo modo anche di parlare con i nostri ospiti perché è un girone molto catanese, quindi molte squadre le conoscete molto bene. Parliamo del girone E? Sì, il A te. girone E vede la capolista Real Aci imporsi per 2-0 sul Bronte e mantenere così 8 punti di vantaggio sull'Atletico Pedara che si è imposto per 1-0 sulla Cometa Biancavilla. Dietro le due battistrada rallenta il Valverde che viene bloccato per 1-1 dal San Giovanni La Punta e ad adesso si trova a meno 10 punti dalla seconda posizione, il che significa che in questo momento, in questo girone, non si disputerebbero i playoff. Vittorie abbastanza nette del Tre Castagni, 3-0 sul campo dell'Ineri in Vistelbianco e del Real Paternò 3-0 sulla Maniacese, mentre la gara tra Maletto e DAC 2000 è stata sospesa a causa della neve. Perfetto, può rimanere anche un po' la schermata perché così con i nostri ospiti insomma, possiamo commentare questo girone E. Il Real Aci indubbiamente credo che sia ormai a buon punto per quanto riguarda il passaggio di categoria, però questo Atletico Pedara ha fatto un grande campionato, Barbacala ha lavorato molto bene. Sì, io ho avuto modo di incontrarli, tutte e 2 squadre, l'Aci in amichevole e l'Atletico Pedara in Coppa. Secondo me l'Atletico Pedara è cerca di fare più gioco rispetto a Real Aci, è più arcigno, insomma, una squadra che mira più al risultato, non c'ha uomini di esperienza, quindi ormai il campionato è chiuso secondo me. Sembrerebbe ormai quasi fatto, no? Davide Battiato, allenatore del D'Agata, seconda categoria. Il Real Aci indubbiamente quest'anno ha fatto le cose in grande, no? Hanno veramente organizzato una società ed un gruppo tecnico di grande qualità. Credi che a questo punto sono già attrezzati anche per la prossima stagione? Io ho tantissimi amici che giocano nelle Real Aci, ho avuto sia come compagni di squadra sia come avversari. I vari Doni D'Amore, Sabo Sì. Giannazzo, Daniele Spadaro, adesso divento con qualcun altro. Secondo me sono già attrezzati per la prossima stagione, non so se sei d'accordo. Secondo il mio punto di vista questa squadra qua
penso che può fare anche i playoff in promozione con qualche tassello, magari con un attaccante dei 18-20 gol che possibilmente in questo momento non hanno. Secondo me potrebbe anche fare i playoff in promozione. Insomma, si potrebbe comportare molto bene anche in promozione, Sì. e anch'io sono di questa idea. Proseguiamo, adesso abbiamo l'altro girone. Il girone F. Perfetto. Nel girone F vediamo che rimane da sola in testa l'Aquila San Michelese, che nell'anticipo del sabato ha battuto per 3-0 l'Atletico Militello. Con questa vittoria porta 2 punti di vantaggio sullo Sporting Barriere, che invece è stato fermato per 2-2 sul campo del Mirabella. Nella sfida per la terza posizione, netta vittoria della Massimiliana che travolge la Barrese per 6-2, altre tripletta del bomber Barbagallo, oltre a 2 reti di Razza e una di Ruggeri. In quinta posizione, come abbiamo detto, l'Atletico Militello è stato sconfitto e quindi vede allontanare la possibilità di disputare i playoff, mentre sale al sesto posto il Picanello che vince ancora battendo 4-3 il Ramacca. No, sul Picanello io come al solito spendo positività di penalty. Dopo la presenza di mister Barbagallo saranno arrivati alla quinta, alla sesta vittoria di seguito. Sì, sono infatti tante l'altra volta me lo ha vittorie di detto, seguito. me lo ha comunicato con un messaggino ed era contento perché evidentemente portiamo bene, no? Sì, a questo punto anche per il D'Agata e per la Massimiliana. Chi viene qui a penalty poi è baciato anche dalla fortuna, sotto questo punto di vista. Ma che cosa è successo a Militello? Cioè, grande confusione, speravano in un riaggancio, ma Sì, non il è avvenuta. Militello a dicembre ha perso qualche uomo importante, non è riuscito più a riorganizzarsi per il meglio e vedendo allontanarsi la vetta probabilmente non credono nemmeno più loro nella possibilità di disputare i playoff. Le prime 4 hanno un altro passo rispetto al Militello. È vero, è molto positiva anche la vittoria del Megara Augusta, Sì, no? Nel importantissima. difficile campo di Carlentini. Importantissima in chiave salvezza, sono arrivati 3 punti che allontanano il Megara dalla zona play-out, sbancando appunto il Sebastiano Romano di Carlentini per 2-1. Importante in chiave salvezza anche la vittoria del Catena Nuova per 1-0 sulla Sanconitana, mentre serve a poco all'ultima in classifica la Valguarnerese il pareggio per 3-3 a Castel di Iudica con i padroni di casa che hanno pareggiato proprio allo scadere. Chiudiamo con il girone G. Intendiamo chiusura con schermata perché poi dopo ci sarà il commento anche degli altri gironi. Nel girone G non ha giocato la capolista Nuova Camerинense, la cui gara sul campo del Perscilli è stata rinviata d'ufficio al 23 febbraio. Invece non approfitta dello stop forzato della capolista il Marina di Ragusa che si fa bloccare in casa per 1-1 della Rinascita Melillese e quindi non riesce a superarla momentaneamente in testa alla classifica. Chi invece in settimana aggancerà la vetta è lo Sporting Priolo che avrà 3 punti a tavolino nella gara contro l'Agate, sospesa nell'intervallo sul 3-0 a causa di un'aggressione all'arbitro. Addirittura, succede anche questo? Sì. Benissimo, in prima categoria è giusto che succeda, no? Ci mancherebbe, non dovrebbe succedere mai, ma succede spesso. Si avvicina alle posizioni di vetta il Canicattini che si impone per 3-2 sul campo del Frigentini, mentre nella zona bassa della classifica finisce in parità lo scontro salvezza tra Sporting Obè e Orsa Ragusa 1-1, mentre il Belvedere si impone per 1-0 sul Pachino e allontana l'ultima posizione. Benissimo, e a questo punto che cosa dobbiamo dire? Parliamo degli altri 4 gironi. Parliamo degli altri gironi perché poi dobbiamo parlare col mister Antonio Costa. Cominciamo dal girone A. Il girone A vede la capolista favignana vincere per 5-3 sul campo del Donorione e mantenere così 2 punti di vantaggio sul Castellammare vittorioso per 3-0 sul campo dello Sparta Palermo. Rallenta l'isola delle femmine bloccato sul 2-2 dalla Iatina e ora a -11 dalla seconda posizione. Mentre torna alla vittoria il Borgata Terrenova che si impone per 2-1 a Valderici contro il Bonagia Sant'Andrea. In coda la sfida tra le ultime della classe, Calatafimi e Atletico Erice, vede la vittoria degli ospiti per 2-1. Nel girone B si giocano solo 3 partite, la capolista Casteldaccio travolge il Bolognetta per 5-0, goleata anche per la Stefanese sul Villabate 6-2, mentre la Termitana ottiene 3 punti importanti in chiave salvezza battendo 3-1 il Rangers Palermo. Solo 2 partite invece nel girone C, con il Sinagra che si impone 4-2 sull'Orsa Barcellona e il Bastione del Mela che si impone 2-0 sullo Sfarandina. Chiudiamo con il girone H dove rimangono in vetta a pari punti le 2 squadre di Ragalmuto, vince per 1-0 all'Ercara Friddi lo Sporting Ragalmuto, mentre 5-3 sul Prizzi per la Libertas.
Sempre 10 punti di vantaggio sull'Accademia Empedoclina che batte 3-1 il Real Unione, mentre rallenta ancora il Casteltermini bloccato sull'1-1 dell'Atletico Caltanissetta. Infine pareggio a reti bianche tra Città di Canicattì e Siculiano. Allora facciamo un passo indietro e ritorniamo a parlare del girone F e lo facciamo con il mister della Massimiliana. Nel frattempo partono anche le immagini di questa sonante vittoria, ennesima sonante vittoria che vi colloca a questo punto al terzo posto, però a ridosso della zona che conta, anche se in testa con 48 punti l'Aquila San Michelese sembrerebbe irraggiungibile. Ma noi tutte le squadre di testa abbiamo vinto, sia Sì, con l'Aquila, infatti, sia con sì, Barriera, sembrerebbe. sia con la stessa Barrese, che c'è stata parecchia differenza ieri. Paghiamo lo scotto di qualche sconfitta iniziale, però secondo me tutto quello che insomma viene ci prendiamo, anche perché siamo ai quarti di finale di Coppa Sicilia, quindi Anche quindi su quella strada esatto, cercate di... siamo ben messi anche, infatti guardavo qualche risultato di qualche squadra, possibilmente che si possa... Il prossimo turno di Coppa con chi giocherete? I sorteggi sono mercoledì, quindi perché adesso è a giustamente. sorteggio, quindi può capitare anche una squadra. Certo, dall'altra parte della Sicilia. Ripeto, abbiamo fatto bene, abbiamo... Certo che battere la Barrese, che è quarta in classifica 6-2, voglio dire, il divario a questo punto è notevole, è considerevole, quindi sono soltanto 3 le squadre che poi alla fine hanno quasi dettato legge in questo girone. Sì, questa squadra ha avuto fin dall'inizio, ripeto, ha assimilato un po' gli schemi e tutto, c'è stato un progetto dietro, c'è una grossa organizzazione. Ma la dei società dirigenti. vuole questa promozione? Perché è importante insomma, capire se la società poi alla fine vuole arrivare in promozione, perché vuol dire nuovi sponsor, nuovi investimenti. Giustamente Davide, l'allenatore della D'Agata, lo sottolinea: se non ci sono questi, insomma, le difficoltà sono troppe. Difficile andare avanti, Infatti. anche se noi stiamo andando avanti senza sponsor. Questo è un miracolo. Invece la Massimiliana... Ma noi ne abbiamo parlato all'inizio di stagione con, ripeto, un gruppo di dirigenti e i presidenti Sapuppo rispetto a quello che loro hanno fatto gli anni precedenti. Insomma, non è che non possono fare il cammino di promozione, anzi. Quest'anno abbiamo iniziato a fare questo compito che ci siamo assegnati. Quindi in potrebbe estate, anche non arrivare a questa promozione, però avete buttato le basi Esatto, per un progetto per fare un lavoro a questa seguire. è una cosa positiva, Certo. non è una cosa negativa, perché poi alla fine la politica dei piccoli passi ti può portare a raggiungere Esatto. degli obiettivi. Esatto, insomma, E raccogliamo quindi- quello che verrà, ma comunque già è bello, insomma, vedere una squadra che gioca quasi a memoria. Ecco, E questo è importantissimo. Eccoci arrivati a questo punto nella parte finale della nostra trasmissione, parliamo di seconda categoria, la solita finestra dedicata al Siracusa di terza, doverosa per una importante società, e proprio in chiusura oggi non ci sarà Dario Giuffrida, ma rimarrà con me Luca Loisi per parlare del Catania e del Palermo. Hai visto, sei stato promosso sul campo. Allora, seconda categoria, Sì. E poi dobbiamo parlare con il mister del D'Agata, che tra alti e bassi, insomma, è un campionato un po' strano quello che state facendo. Volete vincerlo? Volete fare i playoff? Che volete fare? Perché non si riesce a capire. Certe volte vincete partite impossibili e poi vi smarrite la settimana dopo. Non c'è continuità. Come mai? Ha un periodo che vinciamo dentro e lasciamo qualcosa fuori, però- stiamo cercando di curare gli errori nelle partite esterne. Bravo, bravo, bravo. E pensare che lui era un giocatore che insomma in campo si faceva sentire per grinta, quindi penso che con la stessa grinta guida i ragazzi del D'Agata. Allora facciamo un attimo un po' il punto della situazione in seconda categoria. Sì, Vai Luca. il girone A. Cominciamo dal girone A, dove vince ancora la capolista Ezio Roma Calcio Isola, che si impone per 4-0 sul Renzolo Piccolo Terrasini. 48 punti su 54 disponibili. A 4 giorni dalla fine ormai la promozione è praticamente in tasca, visti gli 8 punti di vantaggio sull'Atletico Trinacria, che è stato sconfitto per 3-0 sul campo del Pallavicino.
Importanti vittorie in chiave playoff dell'Europa Montelebre 4-1 sul Città di Petrosino, mentre l'Atletico Trappeto pareggia per 1-1 sul campo della Mondelliana. Finisce pari anche il derby trapanese tra Juvenile e Avvenire, mentre il Pro Mazzara, perdendo 4-2 in casa con la Libertas Marsale, è sempre più vicino alla retrocessione in terza categoria. Benissimo, proseguiamo adesso. Andiamo al girone F. Il girone F vede l'allungo in vetta dello Sporting Club Giardini, che vince per 2-1 contro l'Ostico Peloro Annunziata e porta a 4 punti di vantaggio sul Calatabbiano, che invece viene sconfitto in casa dall'Eto Ianni, terza forza del campionato. In quinta posizione rimane il Sant'Alessio, che si impone per 2-1 sul campo del Lusco Place e così mantiene il punto di vantaggio sul Contesse, 2-1 sul campo dell'Atletico Tormina, e sullo Sparagonà, che si impone 4-2 sul Cheriddi. Rimane ultimo il Giardini Naxos, sconfitto per 2-1 sul campo dello Zafferia. Certo, questa sconfitta del Calatabbiano... Una sconfitta contro una squadra comunque forte, il Letojanni è terza in classifica, ma comunque allontana la vetta e mancando infatti, solo 4 giornate non sarà facile recuperare 4 punti è vero. allo Sporting Club Giardini. Passiamo al girone H. Il girone H che vede il sorpasso in testa alla classifica del Floridia, che si impone per 3-1 sul D'Agata e scavalca in testa l'NBI Mister Bianco, sconfitto per 2-0 a Sortino. In terza posizione l'Atletico Librino vince senza giocare, in quanto la Scordiense, ultima della classe, ha deciso di non presentarsi a Catania, lasciando quindi 3 punti ai catanesi e prendendo un punto di penalizzazione. Vittoria del Motta 3-1 sul Florenzia e del Francofonte 1-0 sul Mario Rapisardi, mentre finisce con un pirotecnico pareggio per 3-3 il derby siracusano tra Sporting San Paolo e Ferla. Possiamo guardare la classifica, così insieme a Mister Battiato capiamo bene dove a questo punto questo D'Agata vuole arrivare. I punti non sono tantissimi rispetto alla zona playoff, però bisogna, come hai detto bene tu, cambiare, no? Nel senso che bisogna fare punti fuori, perché sennò si rischia poi di non rientrare in maniera chiara e definitiva nel discorso playoff. In questo momento vedo che ci siamo nei playoff. Sì, in questo momento sì, però il Motta è in grande ascesa, attenzione, bisogna guardarsi le spalle, come si suol Tra dire. l'altro è una delle migliori squadre che ho visto quest'anno, perché... Mister Zuccarello fa un grandissimo lavoro. Esatto, fa giocare le sue squadre a calcio da sempre. Per quanto riguarda noi da 3 anni che esistiamo. Il primo campionato l'abbiamo vinto, difficilissimo, dalla terza in seconda. È sempre molto difficile, è vero, vincere un campione di terza categoria è sempre molto difficile. Io sono dall'avviso che dalla Serie A alla terza categoria sono tutti difficili campionati da vincere, perché comunque ti confronti sempre con 18-20 società, ogni società cerca sempre di dare il massimo. È vero. Ripeto, poco fa stavo dicendo che siamo nati 3 anni fa, il primo campionato l'abbiamo vinto, il secondo ci siamo salvati tranquillamente, il terzo, se faremo i playoff, per noi è un sogno, perché noi il calcio lo viviamo come uno svago del dopolavoro. Noi i professionisti ce li facciamo fare agli altri. Bravo, per noi è un puro e sano divertimento, anzi il nostro presidente Piero Drago è stato capace a ristrutturare il campo del Turati, un campo storico che era destinato a fare la fine dei vari campi. Quindi avete il campo allora? Sì, il Turati ce l'abbiamo noi, è personale del D'Agata. Era destinato a fare la fine, lo voglio sottolineare, di campi storici come il Fontana Rossa e come qualche altro campo. Lui, lavoratore che lavora alla giornata, un impiegato, con i suoi sacrifici è stato capace di fare rivivere il Turati, e questo lo volevo sottolineare. Quindi a questo punto, no, hai fatto bene. A spese sue solo, senza sponsor, senza aiuto di altri presidenti, senza aiuto di dirigenti. Questa è una cosa molto positiva, bravi. Cerchiamo di prendere dei ragazzi del quartiere, perché noi la maggior parte dei nostri 30 calciatori sono San Cristoforo, Tondicello, Angelo Custodi, i ragazzi bene per svagarci 2 ore agli allenamenti e dimenticare magari i problemi che oggi ci sono purtroppo nella vita. Ma io credo che con questo spirito, e credo che anche tu me lo puoi confermare Antonio, io credo che veramente si può andare avanti e costruire, perché giustamente se ci sono queste forze, c'è questa determinazione, i risultati arriveranno perché si crea gruppo, si crea movimento e si crea positività. Noi finiti gli allenamenti tutti a mangiarci il panino, così, a fare festa. Il vero spirito dilettantistico, Antonio. Sì, c'è molta passione in questa società, è parecchio seguita. Quindi... Tra l'altro tu hai allenato anche il San Cristoforo, quindi sono allenato in realtà qualche giocatore anche di
spero per loro, insomma, possono fare i playoff, perché ripeto è molto seguita. Sì, molto sì, seguita. ma infatti io ci tenevo ad averli ospiti perché loro rappresentano un quartiere, una zona importante della nostra città che è soltanto bistrattata spesso e volentieri. Invece, come giustamente dice Davide, si lavora e la sera da puri dilettantisti, da Esatto. puro stile dilettantistico vanno a fare gli allenamenti per giocare un campionato e quindi questo è lo spirito giusto per fare i campionati dilettantistici. I professionisti li facciamo fare agli altri. Esatto. Bravo, mi piace. Allora Luca, abbiamo finito? Manca il girone, sì. Il girone G dove rimangono in testa appaiate sia la Cibonaccorsi, vittorioso per 2-1 sul Sant'Alfio, sia il Tremestieri Etneo, vittorioso per 2-1 sul campo del Città di Santa Venerina. Vince anche la Russo Sebastiano, 5-0 sulla Libertas Cerami, con la squadra ospite che è rimasta in 6 uomini nel secondo tempo e quindi la partita è stata chiusa anticipatamente. È stata sospesa a causa della neve Unione Cesarò San Teodoro Ciplatani, mentre pareggiano per 0-0 le ultime due della classe, in casa il Canalicchio contro il Santa Domenica Vittoria, in trasferta lo Zafferan contro il Real Adrano. In poche parole è una lotta fra Cibonaccorsi e Tremestieri. Sì, praticamente per il primo posto sì, i playoff ci sarà solamente la finale a questo punto tra chi arriverà secondo e il Russo Calcio, perché le altre sono staccatissime e non potranno disputare i playoff. È vero. Benissimo, concludiamo questa parentesi del dilettantismo puro con il campionato di terza categoria. Lo facciamo perché? Perché c'è il Siracusa che è una squadra famosissima, una squadra dal blasone incredibile. Cosa ha fatto il Siracusa? Il Siracusa non ha giocato, ha riposato in questa giornata, ha osservato il turno di riposo e quindi ha momentaneamente perso la vetta, che è stata ripresa dal Sicilia Nostra, che ha vinto a tavolino con la Solarinese, che ha deciso di non presentarsi a Lentini. Succede anche questo. Succede. Il campionato riposa oppure continua? Il campionato ha già riposato la settimana scorsa, quindi continuerà, ma il Siracusa non giocherà nuovamente, o meglio, giocherà contro il Floridia, ma il Floridia non fa classifica e quindi i punti non saranno validi. Allora, perché non fa classifica il Floridia? Perché ha una squadra in seconda categoria, la capolista del girone H, quindi questa è la squadra il girone di Sì. Davide Battiato. Infatti. E credo che vincerà anche il Questa è la squadra riserve, quindi è stata inserita più che altro Però, per completare il per girone. insomma parlare di dilettantismo hanno fatto un'altra squadra Sì. per far giocare tutte e questa è una cosa molto, molto positiva. Benissimo, allora tu Luca rimani lì perché tra poco parleremo del Catania e del Palermo, dato che oggi Dario Giuffrida non c'è. Io congedo gli ospiti, lo faccio intanto subito con Antonio Costa, a cui auguro il buon lavoro. Io credo che la tua filosofia, la filosofia della Massimiliana è quella giusta e io sono dell'idea che qualche bella soddisfazione quest'anno arriverà. E se non arriverà, come hai detto bene tu, vuol dire che sarà per il prossimo anno. Speriamo, grazie. Grazie, un bocca al lupo. Grazie a te. E un in bocca al lupo anche a mister Davide Battiato, determinato anche qui come ospite e sono contento. Però mi raccomando, dilettantismo puro a 360 gradi. Ci divertiamo sia agli allenamenti sia alle partite. Finita la partita o si vince o si perde, diamo la mano all'avversario Alla grande. e buona domenica. Sì, però sottolineo che lui, insomma, quando giocava a pallone era molto tosto, adesso da quando fa l'allenatore si è calmato, ha quest'altro spirito. Cerco di dare la grinta giusta, la cattiveria agonistica, punto. Benissimo, perfetto. Saluto anche la splendida Giada Di Mauro, la nostra penaltina, che rivedremo la settimana prossima. Sì, un abbraccio a tutti voi che ci avete seguito, saluto anche mia nonna e poi Come buon saluti tua proseguimento. nonna? Eh sì, la saluto No, perché a ogni volte mi settimana fa c'è un saluto piacere. particolare, Sì, vabbè, sì. perfetto. E buon proseguimento di serata a tutti. Benissimo, noi adesso insieme a Luca Luisi parliamo del Catania e del Palermo, parliamo di Serie A. A tra poco. Oggi non c'è Dario, c'è Luca che segue generalmente i campionati dilettantistici, però insomma del Catania e del Palermo insomma siamo tutti bene o male informati sotto questo punto di vista. Allora il Catania ha giocato a Bergamo, una partita che secondo me era alla portata, però stranamente o per sfortuna o per poca volontà e determinazione è finita 0-0. Nel frattempo possono già partire le immagini. Sì, è arrivato questo pareggio a reti bianche che il Catania
così non ha sfruttato la sconfitta di ieri della Fiorentina, si poteva avvicinare alla sesta posizione occupata dalla squadra toscana, che è stata sconfitta sabato per 2-0 a Torino dalla Juventus. Un Catania che comunque ha provato a vincere la partita, ha giocato una buona gara. Soprattutto il primo tempo è stata molto più determinata dell'Atalanta. Il primo tempo sì, ha messo alle corde l'Atalanta, che però è riuscita a resistere. L'Atalanta è da sempre comunque una squadra ostica, già ben rodata, quindi non era facile questa trasferta. Vediamo qui un'occasione con Castro molto vicino alla rete. Un pareggio tutto sommato utile perché muove la classifica, il Catania continua la serie positiva e dimostra di essere sempre una squadra ostica che può dire la sua contro qualsiasi avversario. Anche perché la prossima settimana si giocherà con il Bologna in casa e sappiamo tutti che il Massimino è una vera e propria fortezza per la squadra rossazzurra, quindi la possibilità di allungare ancora di più la classifica e di portarsi ormai a ridosso dei famosi 40 punti che a questo punto devo dire stanno un po' stretti al Catania, perché sicuramente gli obiettivi sono ben altri, anche se non sono stati mai ventilati in maniera determinata dal Presidente. Sì, a questo punto credo che l'obiettivo sia il record di punti in Serie A. Il Catania già la salvezza l'ha praticamente ottenuta, finirà il campionato cercando di ottenere il maggior numero possibile di punti, magari di divertirsi e fare divertire i propri tifosi. Non parliamo di Europa League allora. Europa League è difficile, ci sono le due milanesi in ballo, è vero, non è facile scalzarle. Non è facile. Mentre invece è andato un po' male al Palermo, perché insomma in casa con il Pescara era doveroso quantomeno vincere, non sappiamo in che modo, ma avrebbe dovuto è dovuto vincere, ma non è stato possibile perché dall'altra parte c'è stato un Pescara determinato che tra l'altro è andato anche in vantaggio, quindi mettendo ancora di più in difficoltà la squadra palermitana. Io credo che a questo punto il Palermo, le difficoltà sono notevoli, notevoli. Pescara tra l'altro organizzato, cioè un Pescara che ha anche fatto una buona campagna acquisti mirando su determinati nomi, su tutti D'Agostino che si stava un po' perdendo a Siena, non so se sei d'accordo. Ultimamente a Siena non era andata bene, aveva avuto anche tanti infortuni che lo avevano penalizzato e gli avevano fatto perdere il giocatore posto che era anche nel giro della titolare. nazionale tra l'altro. Sì, D'Agostino in nazionale, era stato molto vicino alla Juve, quindi un giocatore sicuramente di classe che per il Pescara può essere importantissimo. Pescara che ha provato anch'esso a tirarsi fuori dalla zona di retrocessione, perché entrambe le squadre in questo momento sarebbero in Serie B, è arrivato un pareggio che serve a poco ad entrambe. Il cambio di tecnico probabilmente non ha fatto bene al Palermo. Forse troppo poco tempo però, Luca, dico in questa prima partita non è servito molto, perché non si sono visti grandi cambiamenti rispetto alla gestione Gasperini. Ma io credo però che il ruolo di Malesani possa diventare importante, perché è un allenatore tenace, grintoso, e in questo momento forse serve questo al Palermo. Serve una scossa. Vediamo se nelle prossime gare, già la prossima settimana il Palermo giocherà a Verona contro il Chievo, è una partita, nonostante il Chievo sia una buona squadra e che in casa ottiene questo è il pareggio dell'1-1. Questo il gol di Fabbrini. Il Palermo deve cercare di vincere contro qualsiasi squadra a questo punto, perché la situazione è difficile e se vuole recuperare deve per forza vincere al Bentegodi contro il Chievo. E sarà dura perché insomma il Chievo è una squadra di una certa caratura. Soprattutto in casa è difficile che perde punti. È vero, è vero. Benissimo, allora abbiamo concluso anche questa parentesi, questa finestra dedicata al calcio Catania e al Palermo per quanto riguarda la Serie A. Ringrazio Luca Aloisi per questa collaborazione e per quanto riguarda l'appuntamento di penalty il tutto è rimandato alla settimana prossima. Arrivederci.